buonasera a tutti. Il recital prosegue con un brano di Francesco da Milano perché è un grande compositore rinascimentale che ha scritto per liuto e di cui è stato ritrovato una parte di materiale in un manoscritto del 1565 che è comparso nell'archivio del Duomo di Castelfranco Veneto, da dove provengo. E sulla base di questo pezzo che suonerò ora, Dusan Bogdanovic, che è un altro compositore serbo importante, ha scritto un ricercare e è molto interessante capire quali sono le analogie tra i due pezzi.